Buonasera da Sicilia 24, le principali notizie. Lite finisce a pistolettate a Catania, ferito a San Cristoforo un uomo di 53 anni sottoposto ad intervento chirurgico, non è in pericolo di vita. La sparatoria sarebbe legata a quella avvenuta il giorno prima in via Plebiscito. Stupro di gruppo al Foro Italico di Palermo. Nel corso del processo al branco uno degli imputati presenta una lettera: chiedo scusa alle donne che amo. Lotta al crack, la Regione mette in campo un finanziamento di oltre 11 milioni di euro a una proposta di legge per aiutare il reinserimento delle vittime della pericolosa droga. Palermo, le nostre telecamere nella casa confiscata alla mafia che la famiglia del boss non vuole lasciare agli assegnatari scelti dallo Stato. L'arresto dell'ex senatore Papania per voto di scambio politico mafioso. Nelle intercettazioni il malumore del politico per l'assenza di persone serie all'interno di Cosa Nostra. Catania, incivili provenienti da fuori città creano discariche a cielo aperto lasciando i sacchetti per strada dalle auto in corsa. Calcio, Catania Giuliano senza De Rosa e Di Tacchio, operato a Roma. L'ex Ternana sarà fuori fino a gennaio. Bentrovati, in apertura l'uomo gambizzato oggi nel quartiere San Cristoforo a Catania, a poche ore da un'altra sparatoria avvenuta in via Plebiscito. I due fatti potrebbero essere collegati. Sentiamo Lorena Dolci. Si torna a sparare a Catania. Un uomo è stato gambizzato intorno a mezzogiorno tra via Gramignani e via Cusmano, quel dedalo di stradine del quartiere San Cristoforo. La vittima è un 53enne di Librino che è stato ferito con alcuni colpi di arma da fuoco ad una gamba. Potrebbe trattarsi di una vendetta dopo la sparatoria di ieri sera in via Plebiscito, nella zona del Rusti e Mancia, le trattorie specializzate nella carne alla griglia. A sparare ieri, un colpo solo intorno alle 19:30, sarebbe stato un ragazzo che viaggiava a bordo di uno scooter e che è riuscito a fare perdere le sue tracce. Se i due fatti sono collegati, quella di oggi potrebbe essere la risposta. L'uomo gambizzato si è presentato al pronto soccorso del Garibaldi Centro intorno alle 13, accompagnato in macchina. Di fronte alla ferita da arma da fuoco, i sanitari hanno allertato la polizia. Agli agenti l'uomo ha raccontato che aveva appuntamento con una persona proprio in quella strada, ma chi lo aspettava si è portato dietro una pistola e gli ha sparato. L'aggressore alle ore contate. Il ferito è stato sottoposto ad un intervento chirurgico per estrarre alcuni frammenti di proiettile, ma non è in pericolo di vita. Un 38enne dipendente di un hotel di Giardini Naxos è stato arrestato per violenza sessuale nei confronti di due suoi giovani colleghi. Le indagini sono state avviate dopo le denunce delle vittime. L'uomo è stato arrestato in Calabria, dove attualmente lavorava. E torniamo a parlarvi dello stupro di gruppo al Foro Italico di Palermo. Nel corso del processo al branco uno degli imputati ha presentato una lettera: chiedo scusa alle donne che amo. Sentiamo. Chiedo scusa alle donne che amo. Mi sento in colpa per aver sbagliato con le donne della mia vita, donne di moralità sana e principi cristiani. È un passaggio della lettera scritta da Cristian Maronia, il ventenne accusato insieme ad altri 6 giovani della violenza di gruppo al Foro Italico lo scorso anno e letta nel corso del processo. Il giovane ha voluto esprimere il suo malessere per la vergogna di un'accusa che ha respinto fermamente e per i mesi trascorsi in carcere. Sono stato additato, ha aggiunto, di non aver avuto pentimento. Il mio pentimento è quello che ho appena descritto. Ho tradito l'onestà delle donne che amo. Maronia non ha negato di aver avuto rapporti sessuali con la vittima, una ragazza all'epoca di 19 anni, ma li ha definiti consensuali, sostenendo anche che la ragazza fosse lucida, pur considerando anormale e sbagliato quanto avvenuto in quel cantiere abbandonato. Il giovane imputato ha anche confermato che a un certo punto avrebbe voluto scrivere una lettera di scusa alla vittima, cosa che poi non ha fatto, e neanche nella lettera letta in udienza c'è una parola in questo senso. Nel frattempo la ragazza, dopo l'aggressione e le minacce subite, è stata trasferita in una comunità protetta.
Oltre 11 milioni di euro messi in campo nella lotta al crack, la nuova droga che sta invadendo la Sicilia a partire da Palermo, ma soprattutto una legge regionale che regolamenti gli aiuti e le attività di reinserimento delle vittime di questa pericolosissima nuova droga. È quanto propone la Regione che ha trasmesso la norma al Parlamento. Manlio Viola. La Sicilia dichiara guerra al crack, la nuova pericolosissima droga che sta invadendo soprattutto i quartieri centrali di Palermo. Lo fa con una norma senza precedenti alla quale si lavora ormai da oltre 1 anno e mezzo, con l'obiettivo di offrire una copertura legislativa completa sia in tema di prevenzione alle dipendenze che nel reinserimento delle vittime di questa droga. Il primo stanziamento messo in campo vale 11.200.000 euro ed è allegato alla legge che è stata trasmessa alla Commissione Bilancio dell'Assemblea regionale siciliana dalla giunta di governo guidata da Renato Schifani. Oggi la nostra regione compie un passo fondamentale nella tutela delle nuove generazioni e nella lotta contro le dipendenze, dice il presidente della regione Schifani, che si dice soddisfatto del disegno di legge che tra poco verrà esaminato dall'ARS. Per la prima volta una norma mette d'accordo tutti, dalla maggioranza all'opposizione. Una bella pagina politica, la definisce il deputato di Sud Chiama Nord Ismaele Lavardera, l'ex Iena, che è stato anche fra i promotori di questa norma. Ora ne rivendicano la paternità anche dal PD. Il neoforzista Marco Intravaia parla di un'azione concreta, mentre l'assessore regionale al territorio e ambiente Giussi Savarino è soddisfatta per gli interventi a favore dei nostri ragazzi. Siamo entrati nella casa confiscata a un boss a Palermo, è diventata l'ultimo simbolo dello sfregio della mafia allo Stato perché, come vi abbiamo raccontato anche in altri servizi negli altri giorni, se non possono viverci all'interno i familiari del boss non ci deve entrare nessun altro, cioè nessuna famiglia assegnataria da parte dello Stato. Marco Gulla. Vigili urbani, poliziotti e carabinieri si danno il cambio. Il presidio davanti al civico 30 di via Decollati è H24. La casa confiscata al boss mafioso Algeri e poi consegnata ad alcune famiglie che hanno dovuto rinunciare per paura sta diventando ormai un caso. La fuga di genitori e bambini a causa delle intimidazioni dei parenti del boss è un segnale preoccupante per la città. Ecco perché il comune di Palermo ha presidiato l'immobile e sta ultimando i lavori per permettere a queste famiglie di tornare a casa loro. Sì, casa loro, perché l'appartamento che vedete in queste immagini non è più di Cosa Nostra. Hanno 4 figli, avevano la strada e hanno un futuro davanti. I beni confiscati sono dello Stato. I servitori dello Stato sono morti per assicurare che questo patrimonio negli anni transitasse nelle proprietà e nella disponibilità delle istituzioni. In questo appartamento, nonostante fosse confiscato, vi ha vissuto la figlia del boss che non voleva lasciare l'immobile. Siamo all'interno dell'abitazione di via Decollati 30 dove abitava fino a qualche giorno fa la figlia del boss, a cui la casa appunto è stata confiscata. Guardate, c'era anche una palestra, una casa immensa di circa 145 metri quadri, salotto, cucine, bagni, anche una palestra, un immenso terrazzo. Il pugno duro del comune continua. Nei prossimi giorni le famiglie potranno tornare. Le regole sono regole e vanno rispettate. I retroscena dell'arresto dell'ex senatore Papania, le intercettazioni sul voto di scambio politico mafioso svelano il suo malumore per l'assenza di persone serie, così lui le definiva, all'interno di Cosa Nostra. Laura Spanò. Ci ha fatto buttare 2.000 euro per far mangiare una pizza a 4 spacciatori e ci hanno portato sì e no 30 voti. È il 13 ottobre 2022 quando, intercettato, l'ex senatore alcamese Nino Papania si sfoga con il suo autista dopo la mancata elezione all'ARS del candidato che sponsorizzava. L'ex politico si lamenta che quel mondo collaterale, parlando di Cosa Nostra, non offre più le garanzie di un tempo e quanto viene fuori dall'operazione Irene condotta ieri dalla polizia di Trapani e coordinata dalla DDA di Palermo. La polizia lo ha arrestato per voto di scambio politico-mafioso. È stato scoperto a comprare voti contattando esponenti di Cosa Nostra, mediatore, l'ex vice sindaco di Alcamo Pasquale Perricone. Ma il risultato ottenuto non è stato esaltante, tanto che Papania definisce Perricone con un epiteto, indicandolo come lo scienziato della politica perché non avrebbe fatto bene il suo lavoro. Uno sfogo che lo svela agli investigatori come uno che la mafia pare l'abbia conosciuta bene,
tanto da dire che quella di oggi non è più la mafia di un tempo, che un senso l'aveva. Papania, intercettato, spiegava che Cosa Nostra un ruolo lo aveva e serviva a far muovere gli ingranaggi della società. Persone serie non ce ne sono più, anche questo mondo collaterale di una volta, per quanto deprecabile, un senso ce l'aveva, ma ora corri il rischio solo di farti male e basta. Qua non se ne capisce più niente, chi conta, chi comanda, la confusione è più totale, quasi a lamentarsi dell'assenza di riferimenti certi per entrare in contatto con Cosa Nostra, ma l'indagine ha rivelato che i personaggi appartenenti che lui ha indicato essere il mondo collaterale li conosceva bene, tanto da evitarli mandando altri suoi fidati come Pasquale Perricone per gli incontri utili alla raccolta dei voti in occasione delle regionali del 2022. Nuove operazioni attorno al veliero Beisan, naufragato lo scorso 19 agosto al largo di Porticello. Domani dovrebbero iniziare i rilievi in mare di una ditta privata per predisporre il piano di recupero. Si immergeranno anche i sub della Capitaneria di Porto, del nucleo subguardia costiera di Genova per il monitoraggio ambientale. Aggressioni, personale ridotto e suicidi, protesta degli agenti penitenziari a Palermo, non ce la facciamo più, dicono, siamo stanchi. Marco Gullà. Basta alle aggressioni, al personale ridotto, alle mancate assunzioni, alle ristrutturazioni dei penitenziari. Basta, siamo stanchi. È il messaggio forte, chiaro, mandato dagli agenti penitenziari che hanno manifestato a pochi metri dall'istituto minorile Malaspina di Palermo. Lo slogan che abbiamo individuato è semplice: basta con le aggressioni, basta con i detenuti maggiorenni nelle strutture per minori, basta a una mancata ristrutturazione del carcere minorile di Palermo, unico istituto in Italia dove non ci sono i cancelli, quindi non ci sono le sbarre, quindi in caso di eventi critici, tra cui anche aggressione al personale o anche eventi come un terremoto, non ci sono spazi di sicurezza per poter anche salvaguardare le vite umane. E mentre gli agenti protestano, arrivano notizie tragiche da altri istituti penitenziari. Registriamo l'ennesimo suicidio, anzi gli ennesimi, uno ad Ariano Irpino, esattamente uno a Regina Coeli, in data odierna. Più ovviamente al 72esimo suicidio nell'anno 2024. Volti arrabbiati, preoccupati, così non possiamo andare avanti, ci dicono. Oggi non si lavora più con serenità, con programmazione, ma tutto viene a essere dato alla giornata, perché non c'è un piano di programma sia delle istituzioni sia dell'amministrazione stessa. In realtà si è avuta una regressione rispetto a qualche anno fa, che aveva un'attenzione diversa negli anni 90 dell'istituto. A Catania continua il triste fenomeno del sacchetto selvaggio, con i pendolari dei rifiuti che fanno a gara per deturpare la città. Tonino De Mana. Il pendolarismo dei rifiuti di incivili che si ostinano a non accettare la raccolta differenziata si traduce in sacchetto selvaggio, ovvero l'arte tipicamente catanese di sbarazzarsi al volo dell'immondizia. Così ogni angolo della città si trasforma in discarica a cielo aperto. Tutto si svolge in pochi attimi, il tempo di rallentare, guardarsi a destra e a sinistra per poi lanciare la spazzatura, meglio se dal finestrino, anche se per rifiuti più ingombranti è necessario giocoforza fermarsi. Oggi vi mostriamo l'ennesimo scempio, ben visibile da Viale Mediterraneo, che collega il centro cittadino con la tangenziale e l'autostrada. Ed ecco la discarica da un'altra prospettiva, ovvero da Via del Canalicchio, con sacchetti, inerti, vetro e scarti edili accatastati tra il muraglione e il guardrail. Non serve neanche il cartello della videosorveglianza, unico ed improbabile deterrente, visto che la telecamera in questo budello di strada a metà tra Catania e Tremestieri e Tenneo non c'è. E che dire di Via Nuova Lucello, dove un terreno incolto viene utilizzato per gettare ogni cosa, compresi copertoni ed elettrodomestici in disuso. A ridosso della strada e quindi del muro di cinta, cataste di sacchetti di ogni colore, abilmente scaraventati da auto in transito. E adesso vi mostriamo altre immagini e le proteste di chi dice che durante le partite del Catania al Massimino si trasformano in un incubo per i residenti, costretti a subire un'autentica invasione di scooter ed auto per sosta selvaggia e persino caos vicino al comando di polizia municipale. Il servizio. Può una partita di calcio inchiodarti a casa?
Se gioca il Catania, sì, con il perimetro del Massimino che si trasforma in un'area dove prevale soltanto l'anarchia. L'immagine simbolo è questa, inviata da un telespettatore che si è rivolto alla nostra linea di WhatsApp 342 74 55 005 per segnalare il caos che si registra durante le gare casalinghe dei rossazzurri. Si intravede un'auto gialla circondata da scooter stipati come api in un'arnia, uno attaccato all'altro. Ogni centimetro è buono per parcheggiare dove capita e recarsi allo stadio. Il paradosso è che tutto avviene nelle immediate vicinanze del comando della polizia municipale. Sono esasperati i residenti del quartiere Cibali. Da queste parti l'amore per il Catania vince anche sulle difficoltà. Io sono nato e cresciuto qui, sono 83 anni che sto qui, sempre con il calcio Catania non abbiamo convissuto bene. Però negli ultimi tempi la cosa è peggiorata. Ma i Vigilubani dove sono? Non ce ne sono più, quindi dove li andiamo a cercare? Non è che dobbiamo cercare i Vigilubani, la Coppa dei Vigilubani, non ce ne sono più. C'è un problema di ordine pubblico perché se dovesse mai succedere qualcosa voi restereste segregati in casa. Come è successo col Palermo, noi siamo stati segregati in casa, non siamo potuti uscire. Mia moglie, buonanima, stava male e non potevamo né andare né avanti né indietro. Il palo che vedete a terra in via Fava è stato divelto in occasione di Catania-Picerno con l'obiettivo di rubare una bici elettrica. Il mezzo a due ruote è stato portato via, magari sarà stato già rivenduto, ma sul marciapiede rimane la segnaletica. A chiedere il nostro intervento un altro residente con familiare disabile, naturalmente munito di contrassegno. La gente che arriva non vedendolo perché non si vede in altezza posteggiano e tu devi andare sempre alla ricerca delle persone che hanno posteggiato illecitamente, perché anche ci sono le strisce gialle per terra, ma è tutta una fantasia, non li rispetta nessuno. Da tempo si chiede una presenza concreta della polizia municipale. Adesso una breve pausa, ci vediamo tra pochissimo. Gli incidenti sul lavoro, spesso mortali, assegnano un triste primato a Catania. Secondo il report nazionale della CISL sono più di 4.000 le denunce di infortuni. Tutto mentre slitta il via alla patente a punti per le aziende edili che non sono in regola. Giusy Lazzara. Lavoro insicuro. Le denunce di infortuni con esito mortale presentate in Sicilia nei primi 7 mesi dell'anno sono state 50, dato in aumento del 51,5% rispetto a quello dei primi 7 mesi del 2023. A luglio di quest'anno sono stati denunciati 5 infortuni mortali contro un solo evento mortale registrato nello stesso mese del 2023. Il report nazionale della CISL segnala che Catania è fra le prime città che segnano il maggior andamento di infortuni in Sicilia. L'incremento è comune sia in agricoltura con un aumento del 9,2%, sia nel settore industria e servizi che registra un più 5%, sia nel settore per conto dello Stato con più 3%. L'andamento degli infortuni poi in itinere, quelli avvenuti nel tragitto casa-lavoro-casa in Sicilia, segnano un più 21,3% con 2.655 eventi denunciati. Le 3 province siciliane che dal 1 gennaio 2024 hanno segnalato il maggior andamento infortunistico sono Catania con 4.306 denunce, Palermo con 3.605 e Messina con 1.826. Un quadro nero per chi lavora e deve fare i conti con la mancanza di sicurezza e controlli sui posti di lavoro. E la patente a punti poteva essere un deterrente per le aziende in edilizia che non rispettano le norme e che prevedono le misure antinfortuni, ma questo slitterà ancora. Ed è vergognoso che si stia ancora perdendo tempo. Le lobby all'interno del Parlamento stanno provando a rinviare la data di applicazione del nuovo decreto che prevede l'avvio della patente a punti già dal 1 ottobre. Noi facciamo appello alla Deputazione nazionale, partendo da quella catanese, affinché non si cambi di una sola virgola il decreto. Nel frattempo, da nord a sud, si continua a morire nei posti di lavoro in attesa che qualcosa cambi per contrastare il fenomeno.
Scatta l'allarme diossina dopo l'incendio divampato in una fabbrica di smaltimento rifiuti in plastica nel territorio di Partinico. Nella zona si è sprigionata una nube di fumo nero visibile a grande distanza. Sono in corso accertamenti dell'ARPA per valutare l'eventuale dispersione nell'aria di residui tossici. Adesso una breve pausa e poi le ultime notizie sul fronte calcio Catania. A tra poco. Ed eccoci al calcio, parliamo del Catania. È stato operato oggi a Roma Francesco Di Tacchio, non sarà l'unico assente nel Catania domenica prossima perché Toscano dovrà fare a meno anche di De Rose per la gara contro il Giuliano. Sentiamo Francesco Triolo. La trasferta di Giuliano all'orizzonte, ma Toscano già sa che dovrà fare i conti con alcune assenze certe, a cominciare da Francesco Di Tacchio che contro la Juventus Next Gen aveva riportato una lesione tendine a carico del flessore della gamba destra e oggi è stato sottoposto a intervento chirurgico presso la clinica Villa Stuart a Roma. Assente sicuramente anche Francesco De Rose alle prese con un infortunio muscolare, mentre sono da valutare le condizioni di alcuni giocatori, a cominciare da Popovic che ha intrapreso un percorso di riattività atletizzazione. Quella del girone C è una classifica corta, il pareggio tra Latina e Foggia che ha concluso la giornata non ha spostato gli equilibri nelle posizioni più alte dove manca ancora l'Avellino, ma il Benevento si è fatto sotto e l'audace Cerignola tiene botta. Il pareggio contro il Picerno ha lasciato il Catania più indietro, adesso con la necessità di riprendere a correre, ma con la buona notizia di avere blindato la difesa. Un gol subito in 4 gare, il risultato del lavoro di tutta la squadra. Adesso però, come detto, occorre far tornare a girare il motore a piedi giri, a cominciare proprio dalla trasferta di domenica in Campania contro il Giuliano, squadra ostica che del primo tempo ha fatto ballare il Cerignola a domicilio. Una buona notizia arriva dalla campagna abbonamenti che si è chiusa con un dato di primissimo livello, 12.873 le tessere staccate per la Serie C, numeri impressionanti. Ci fermiamo qui, è tutto per questa edizione di Sicilia 24. Grazie per averci seguito, buona serata.